Milan anch'io. Allora, ¿tú de qué país arribas? ¿De la España? Sí. ¿Qué país? ¿Madrid? ¿Cuál? Murcia, Murcia. ¿Te agrada el qué? Sí, me encanta. Es la primera vagata, la primera volta. Sí, Sí. sí. Qué simpática gli spagnoli. Hombre, si es que es española, ¿qué esperabas tú? ¡Ole! Siamo io e il mio cameraman. El gatito de tu hermano, que no me venga con leyes. Español io soy gitano, che llevo Andiamo qualcosa da bere? Costantì, cosa dici? Io mi siedo, vediamo un po' se arriva qualcuno. Vediamo un po'. Non c'è. Ma il cameriere arriva qua? Scusi signora, il cameriere c'è? Ci siamo addentrati all'interno della città, abbiamo appurato che comunque è veramente una situazione desolata, non c'è anima viva. Il dottor Marco Di Gangi, che lui è responsabile del Consorzio Olivera del Corallo, cosa ne pensa di questa situazione che si sta creando qua ad Alghero? Beh, sarebbe un discorso estremamente lungo, cerco di sintetizzarlo in poche battute. Il modello Alghero è stato cancellato da scelte politiche che io definirei scellerate. Noi riuscivamo a portare turisti nel corso di tutto l'anno con un sostegno alle compagnie low cost e che hanno generato un'economia diffusa che è stata poi presa come riferimento anche da altre realtà. Oggi questo è finito, questo sistema è stato smantellato. Discorso vero adesso è, anche grazie alla nuova giunta regionale, confidare nel fatto che Alghero torni ad essere uno dei motori trainanti di questa regione e che per farlo ovviamente deve essere al centro di una rete di collegamenti aerei in modo particolare che vanno tutti ricostruiti. Confidiamo molto nel lavoro della Sogea, la nuova società di gestione derivante dalla privatizzazione della stessa società. Dobbiamo però cercare di lavorare tutti assieme perché altrimenti la città non cresce. Questo richiede un impegno forte sia dell'amministrazione pubblica, sia degli operatori privati e anche e soprattutto della società di gestione aeroportuale. Noi ci siamo, la nostra parte la vogliamo fare fino in fondo e confidiamo che anche gli altri attori vogliano fare altrettanto. Bisogna dialogare, per dialogare bisogna essere in due. Oggi Ma avete un progetto, qualcosa? noi progetti ne abbiamo messi sul tavolo più di uno, sia per la promozione della città, sia per la valorizzazione appunto di quello che la città è in grado di offrire. Abbiamo partecipato anche recentemente a 5 fiere internazionali con l'obiettivo proprio di promuovere la destinazione Alghero. Purtroppo spesso le amministrazioni comunali non sono altrettanto pronte nel raccogliere le idee, le proposte e i suggerimenti che arrivano da chi opera direttamente in prima linea e questo, ripeto, funzionerebbe se chi parlasse trovasse risposta dall'altra parte e soprattutto venisse ascoltato, cosa che spesso purtroppo non avviene. Movida. Movida, cosa significa? Movida della Spagna? No, Movida algherese. Movida algherese mi sa che non ce n'è. E chi è? Non la conosco.